Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, ben trovato nei nostri studi al vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi. Buongiorno a tutti, buonasera anzi. Vice Sindaco, questa è l'ultima puntata dell'anno solare, formalmente, l'ultima del 2023, poi insomma ci ritroveremo dopo le feste, però abbiamo pensato insomma per questa puntata di fare un po' un bilancio di quello che è stato il 2023 per Padova, perché è stato un anno molto impegnativo, molto ricco anche di novità, insomma da tutti i punti di vista, su tutti i settori insomma di vostra competenza. E allora perché non farlo oggi, che insomma formalmente, come detto, è l'ultima puntata dell'anno? E allora sarà una trasmissione un po' particolare, cercheremo un po' per punti insomma di riepilogare tutto quello che è successo negli ultimi mesi, cominciando, Vice Sindaco, abbiamo pensato di cominciare con tutto ciò che riguarda il futuro della sanità padovana, e mi riferisco al nuovo ospedale, perché nelle scorse settimane, nelle ultime settimane, è stato approvato e presentato il progetto definitivo, quindi insomma un altro tassello importante verso quella che forse insieme al tram è l'opera più attesa per il futuro della città, ed è anche sintomo e simbolo di una zona della città, Padova Est, che nei prossimi anni cambierà radicalmente. Partiamo allora dall'ospedale e insomma ci racconti qual è la vostra visione di città per quanto riguarda il futuro, riferendoci ovviamente a Padova Est. Padova Est cambierà profondamente, ospedale, tram, questura e diciamo già tutte le altre presenze che ci sono, ma questi elementi fanno di Padova Est la Padova del futuro, una nuova centralità, una città con un'anima insomma di servizi molto importante, che rilancia tutto un comparto e ridisegna secondo me anche il modo di fare quartieri, quello che magari non vogliamo chiamare periferie, perché le periferie sono luoghi, come dire, lontani da dove ci sono i servizi, quasi una sezione negativa, l'ambizione di costruire delle periferie che invece sono delle centralità. Ecco, Padova Est sta funzionando in questo senso, come funziona anche Arcella in questo modo, quindi una città che va componendosi così. Questo è il disegno al quale noi puntiamo. Ospedale, abbiamo visto il sindaco con il presidente Luca Zaia e tutti i rappresentanti dell'azienda ospedaliera e dell'università, insomma, presentare il progetto. È un grande risultato per la sanità padovana. Io dico sempre che noi abbiamo fatto una scelta con la Regione Veneto di chiudere il dibattito decennale sull'ospedale. Non sopportavamo più l'idea che di amministrazione in amministrazione si cambiassero programmi. Abbiamo visto l'ospedale girare da più parti e abbiamo messo di fronte a tutti la necessità di dire stop, da ora in poi si inizia a progettare, si inizia a realizzare l'ospedale, e quindi abbiamo, come dire, fatto questa scelta anche individuando un'area, quella che ha voluto la Regione, che per noi non era quella congeniale, Padova Est. Perché non era congeniale? Perché Padova Est oggi è la parte più congestionata della città. Quindi bene che oggi l'ospedale però si faccia, noi abbiamo assecondato questa cosa. Vi ha messo in difficoltà a secondare le richieste della Regione su Padova Est, trovare la quadra su questo comparto di città? Non direi in difficoltà, perché quando si fa un ospedale si fa una cosa grande, sia per la città, per i cittadini, ma anche per la nostra scuola di medicina, i nostri servizi sanitari e la salute pubblica. Però abbiamo, come dire, chiesto un impegno. Ecco, più che una difficoltà, un impegno che noi abbiamo chiesto alla Regione. Siamo fermi sulla rete nel frattempo. Abbiamo chiesto un impegno che è quello che l'ospedale, che è una grande opera, in un'area così congestionata deve necessariamente arrivare con le opere di viabilità che possono far funzionare l'ospedale in un'area che è già congestionata. E non a caso noi
stiamo mostrando proprio le zone su cui poi sorgerà il nuovo ospedale. A che punto siamo con queste opere di viabilità e quali sono le opere di viabilità necessarie? Noi abbiamo detto alla Regione: corriamo insieme, questa è una partita per la città, questa è una partita per i cittadini, questa è una partita per la sanità della Regione Veneto nella quale vogliamo correre insieme a voi, e quindi noi stiamo andando dritti a realizzare la linea di tram che porterà verso l'ospedale. Abbiamo agganciato i finanziamenti, stiamo già facendo le opere che preparano alla realizzazione del SIR 2. La Regione ci deve aiutare e dobbiamo concretizzare insieme, su questo loro sono determinanti, al raddoppio dell'Arco di Giano e al suo completamento, all'allargamento della Statale del Santo, della 308, che già oggi è congestionata, e alla realizzazione di una stazione, una fermata della linea ferroviaria su Padova Est, e abbiamo anche sottoposto un progetto di accesso a nord della città che aiuta anche l'accesso est. Ecco, senza queste opere l'ospedale lì, come dire, diventa un ospedale che ha tutte le strutture sanitarie sicuramente per poter funzionare, ma che non ha le infrastrutture per poter accedere. Quindi la Regione questo impegno lo deve mantenere, l'ospedale da solo non si completa. Qual è quella che le preoccupa di più, che la preoccupa di più da questo punto di vista? Perché sia sull'Arco di Giano che sulla 308 mi pare siamo un po' indietro con i tempi, o quantomeno di veramente concreto ci sia poco. Il tram sappiamo che c'è un progetto definito, si parte con i cantieri anche in altre zone, però insomma fa parte di un quadro che poi vedrà gli interventi anche in quella zona lì, però Arco di Giano e Nuova Statale del Santo, secondo me, siamo un po' indietro. È questo che mi preoccupa. A me non piacciono le polemiche, piace, come dire, individuare insieme gli obiettivi e insieme raggiungerli. Anche realizzare il tram non è la cosa facile, cioè, questa amministrazione realizza 2 linee di tram, sono già finanziate, e una è già in cantiere l'infrastruttura, sull'altra stiamo già facendo le opere propedeutiche. Uno sforzo immane che si chiede anche ai cittadini in questa fase di cantiere, ma noi avremo una città più servita con un mezzo pubblico efficiente ed efficace che aiuterà la zona dell'ospedale e tutta Padova Est. La Regione deve centrare assieme allo Stato quindi i finanziamenti per l'Arco di Giano e l'allargamento della Statale del Santo. Quale delle due prima non importa, l'ospedale è un'opera complessa che attrae sia traffico dalla città che da fuori città. L'Arco di Giano è fondamentale per la relazione con la città, la Statale del Santo invece su queste non ci sono scuse, bisogna arrivarci, ecco. Visto che siamo entrati in argomento tram, le volevo chiedere questo: è una specifica che avete annunciato, insomma, nei giorni scorsi, magari spieghiamola bene per i nostri telespettatori, le nostre telespettatrici e tutti i cittadini padovani. Formalmente anche la seconda linea di tram rientra nel PNRR. Ecco, cosa è successo? Cosa è successo nel senso fatto positivo, però cosa ha portato a far sì che i finanziamenti del PNRR, che inizialmente erano previsti solo per la terza linea, andassero anche per la seconda? Ma questi sono movimenti più romani, diciamo, nel senso che tutti i comuni sono in difficoltà con le opere PNRR perché ha creato un intasamento di progettazione e ora di realizzazione. E lo vediamo anche su Padova, prima facevamo difficoltà nei mesi precedenti a farci carico di progettazioni che fossero progettazioni fuori dal PNRR, perché dovevamo centrare tutte le tempistiche che il PNRR ci impone, perché lo Stato dice: volete i soldi, però entro tot mi serve il progetto preliminare, entro questa data mi serve il progetto definitivo, entro questa data devi partire con i cantieri, ed è tutta una scadenza ben come dire, battuta momento dopo momento. Noi abbiamo fatto una scelta: non
mancare all'appuntamento di nessun progetto e ad oggi non abbiamo perso un euro. Tanti comuni invece hanno perso molte risorse e lo Stato, sentite che il governo è preoccupato di non restituire soldi all'Europa, ci mancherebbe altro, l'Europa ci dà dei soldi e noi gli rispondiamo non siamo capaci di spenderli, riprendeteli, e quindi li sta ridistribuendo a chi? A quelle città che rigano dritto, a quelle città che sono in grado di progettare e cantierare, Padova. E quindi ci stanno convertendo alcuni finanziamenti in opere PNRR in modo tale da non perdere come Paese Italia i finanziamenti che arrivano dall'Europa. Il Comune e lo Stato, il Governo li sta girando a quei comuni che sono in grado di dare progettazione. È anche una testimonianza di efficienza che dà la nostra città. Voi comunque come amministrazione comunale per la seconda linea del tram, diciamo i finanziamenti comunque vi arrivavano da Roma, giusto? Quindi sì, formalmente a voi non cambia quanto arriva, cambia che rientrano nell'ambito del PNRR. A grandi linee, diciamo, sostanzialmente il ragionamento può essere questo. A noi ci cambia anche un po', perché i finanziamenti PNRR sono finanziamenti che, come dicevo prima, hanno delle cadenze ben precise, quindi sappiamo che dal momento in cui entriamo in regime PNRR, chiamiamolo così, 30 giugno 2026. Quindi dobbiamo correre, però insomma questa è una sfida che noi, come dire, prendiamo come città tutta, lo ripeto, questo anche pubblicamente, perché è uno sforzo degli uffici che però stanno portando a segno tutto, uno sforzo dell'amministrazione, ma è uno sforzo anche della città intera, perché noi questo intasamento, come dire, concentrazione di lavori lo riversiamo poi anche sugli utenti della città, che in questo momento vedono impegnate molte strade in tanti lavori, ma noi siamo consapevoli che è uno sforzo per una città che migliora nei suoi servizi. Chiudendo questa grande parentesi, chiudiamo il cerchio, torniamo un attimo sul tema dell'ospedale. Spieghiamolo, magari i cittadini, i telespettatori, chi ci segue lo sa, però magari ricordiamolo ancora una volta, non tutto l'ospedale si sposta a Padova Est, perché c'è tutta un'opera di riqualificazione dell'attuale struttura, quella del Giustinianeo, che poi insomma vedrà una serie di servizi che saranno spostati a Padova Est, però vedrà tutta un'altra serie che rimarrà lì. Ecco, questo doppio polo in città, perché è la scelta vincente per voi? Ma intanto per una questione di spazi e poi io non posso immaginare quella zona e le zone intorno all'ospedale, come dire, senza l'ospedale, quindi con una dismissione, insomma, di tutta quell'area che ha creato un equilibrio in città. Insomma, l'ospedale è un cuore attivo, insomma, è un luogo di lavoro, un luogo di servizi, anche un indotto per tutta una serie di situazioni lì intorno, però è un ospedale che verrà ammodernato. Noi ogni volta che entriamo all'ospedale abbiamo sempre un'ottima referenza sul rapporto con i medici, quindi il trattamento sanitario. Però le strutture obiettivamente lasciano un po' a desiderare. Ogni tanto entrare, parcheggiare, insomma, quindi l'ospedale del centro verrà mitigato, razionalizzato e anche con attenzione alle mura che passano intorno, per esempio. La cosa che si vede di più è pediatria, che sta salendo sempre di più. Infatti poi magari vedremo anche qualche immagine. Ecco, credo che questo sarà molto probabilmente l'intervento principale, insomma, più di impatto nell'area dell'attuale ospedale Giustinianeo, proprio pediatria, su cui tra l'altro noi anche vi aggiorniamo, telespettatrici e telespettatori, molto di frequente, perché siamo consapevoli, insomma, di come sia un'opera importante, ecco, la stiamo vedendo, nell'ambito della sanità padovana, del futuro della sanità padovana, con i lavori che, come detto, stanno correndo. Vice Sindaco, ci prendiamo una brevissima pausa, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di questa puntata un po' particolare, l'ultima del 2023, nel corso della quale stiamo riepilogando, insomma, gli interventi principali, i progetti principali per il futuro della città. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.